di vedere una bugia di La Grossa, di Ray Cunei, regia originale Carinei, regia ripresa da Luigi Russo. È una commedia che non si faceva in Italia da circa 30 anni e noi la riportiamo in auge con un cast strepitoso, con Paola Quattrini, Gianni Ferreri, Paola Barale, Nini Salerno. Sono qui al centro del palcoscenico del teatro di Spilimbergo, in mezzo a una scenografia che è un labirinto, perché ci sono porte che si aprono, porte che si chiudono, gente che perde l'orientamento, quindi è uno spettacolo molto complesso, però anche per questo molto divertente, perché ne succedono di tutti i colori, le solite schermaglie tra la moglie, il marito e l'amante. È un meccanismo antico, che però è modernizzato da questo testo di Ray Cunei, che è il re della farsa inglese, e quindi è uno spettacolo che prevede molto impegno da parte degli attori, perché è tutto calibrato al millimetro. Se uno sbaglia porta, se uno la chiude dopo o cose del genere, va un po' a scompigliare il meccanismo. Infatti ci sono 10 attori, non a caso, che contribuiscono a questo tourbillon di vicende. E quindi cercheremo di farvi ridere e farvi divertire attraverso questa farsa, che è una farsa molto molto divertente. Si ride tantissimo, ci sono tante situazioni esilaranti, è veramente di questi tempi, insomma ridere mi sembra una bella cosa. Ci dà molta soddisfazione alla fine, perché nonostante la stanchezza, insomma, lo spettacolo ha un grande successo, e qui in Friuli ci teniamo particolarmente perché è un posto che ci piace molto, perché è un posto molto accogliente, dove tra l'altro si mangia molto bene, cosa che per me forse è la prima caratteristica di quelli che fanno teatro. Quando vedo il calendario e vedo le piazze, dico, non so, adesso siamo a Spilimbergo, ah bene, ma dove mangiamo? Per dire, insomma, così, tra il serio e il faceto, che il mestiere dell'attore è legato anche a quei momenti di relax dopo lo spettacolo. Se non ci fosse la cena dopo lo spettacolo, saremmo rovinati. Gli attori sono persone come tutti gli altri, e Woody Allen rispondeva: li avete mai visti mangiare?